Si vede che manca la regia questa sera. Farò il fai da me. Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Mi chiamo Hildegarda, per quelli che non mi conoscono, sono ormai online sul tubo, chiamiamolo così, da quasi 4 anni. Condivido contenuti di esoterismo, di radionica, radiestesia, tarologia chiaramente e quello che riguarda il miglioramento e il perfezionamento personale tramite l'antica sapienza ermetico-cabalistica. Quindi se vi interessa questo percorso, se vi piacciono gli argomenti, mi trovate non solo sul mio canale YouTube che, come ho detto, vede una serie di condivisioni ormai a partire da non mi ricordo più, comunque 4 anni circa, a dicembre saranno 4 anni. Vi invito quindi ad andare a spulciare le varie sezioni del mio canale, andate a cercare nelle varie playlist per individuare quelli che sono i materiali che ho messo a disposizione per voi, per la vostra conoscenza, il vostro approfondimento e per quello che possono essere strumenti applicabili fin da subito per un miglioramento della propria vita personale. Vi ricordo che oltre il mio canale YouTube mi trovate anche su Facebook, il mio diario con il nome Hildegarda, oppure i gruppi dove condivido contenuti insieme al Marietto Veneziano. I gruppi che troverete si chiamano I Casti Sacerdotali e il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, dove siamo circa 3.000, quindi aggiungetevi se vi piacciono queste materie, chiedete appunto l'accesso, chiedete di iscrivervi al gruppo perché ci sono condivisioni che rilasciamo quotidianamente in questi gruppi. Mentre sul mio sito internet, il sito che ha messo online il Marietto Veneziano nel 2015 e che nel tempo ho contribuito ad arricchire di contenuti, troverete un sacco di materiale gratuito. Il sito si chiama www.ilcapitano.altervista.org. Lì troverete nelle varie sezioni molto materiale, molte dispense da scaricare. Prevalentemente il sito nasce come punto di riferimento per gli amanti della radionica e della radiestesia. Trovate infatti moltissimi circuiti radionici per iniziare fin da subito a intervenire in quello che sono le situazioni magari bloccate, difficili che state vivendo. I circuiti radionici per il tramite delle onde di forma permettono di influenzare o comunque di lavorare su moltissimi aspetti della nostra vita, in quanto, e questa è una conoscenza non solo della radionica e della radiestesia, ma un principio fondamentale, tutto nasce prima a livello energetico, quindi su un piano delle idee o piano mentale, e poi prende corpo e si sviluppa, come dire, si struttura nel piano astrale e dal piano astrale per ricaduta in quello che è il piano materiale. Vi ricordo che queste conoscenze, queste trasmissioni anche di sapere, di antica conoscenza, le troverete tutte anche nel mio canale YouTube, come dicevo, nelle varie playlist. E non solo, nel sito www.ilcapitano.altervista.org troverete appunto, come dicevo, non solo dispense di radionica e radiestesia, ma anche altre dispense che ho nel tempo aggiunto, e quindi sono materiale che ho messo io a disposizione gratuito, parlano specificatamente di meditazioni, ma anche di percorsi di consapevolezza e di conoscenza tramite la antica tradizione cabalistica. Inoltre nel sito, nella sezione shop, troverete quelli che sono i nostri servizi professionali. Se riesco, perché purtroppo in questo è bravissimo il Marietto, io non ho tutta questa dimestichezza, vi mostro alcune immagini. Penso di aver trovato qualcosa. Allora, questa intanto è la home page del nostro sito, quindi se cercate il capitano.altervista.org trovate questa schermata ad accogliervi e come vedete in questa barra blu a metà della pagina ci sono le varie sezioni del sito, quindi spulciatele tutte alla ricerca di tanti preziosi contributi gratuiti che abbiamo rilasciato proprio per permettere a quante più persone possibile di fin da subito rendersi operativi e correggere un po' il tiro di quello che stanno vivendo. Le onde di forma, tra l'altro,
sono in grado di influenzare i corpi sottili e quindi di mandare informazioni che vengono impregnate poi dal testimone. Tutte queste spiegazioni sono comunque contenute nei nostri canali YouTube, anche il Marietto Veneziano ha rilasciato veramente moltissimi video di spiegazione. Se non sapete dunque la radionica, vi mostro un esempio di un circuito. Questo è un valorizzatore dei 72 nomi divini. Qui è coniugata l'antica conoscenza cabalistica con un'altra disciplina altrettanto antica, ma che è stata rispolverata molto più di recente, che è appunto la radionica. Quindi la radionica si prefigge tramite l'applicazione di geometrie, formule, stringhe numeriche e altre applicazioni, come simboli per esempio, di inviare informazioni a un testimone e ovviamente di imprimere specifiche qualità. Quindi ha la capacità e la possibilità di essere applicata in molte modalità. Ecco qua alcuni degli esempi di circuiti che sono contenuti in questa dispensa in particolare, e la trovate anche questa gratuitamente sul nostro sito. Ma non solo, nel nostro sito troverete, come ho detto, anche i nostri servizi professionali, tra cui vi cito rapidamente i sigilli di Mosè, che sono appartenenti alla tradizione cabalistica molto più antica dei sigilli salomonici, che peraltro sono comunque anche servizi che mettiamo, come dire, a disposizione in maniera professionale per quanti dovessero richiedere un intervento mirato. Vi ricordo che i sigilli salomonici si prestano benissimo a correggere quelle che possono essere delle situazioni planetarie molto difficili con cui potremmo essere nati al momento della nascita, quindi se non siete ispirati da qualche sigillo in particolare, potete sempre affidarvi al Marietto e alla sottoscritta per individuare quello più adatto a voi. In che scopo e in che maniera? Fondamentalmente due sono le modalità. La prima è di natura propiziatoria, quindi si va a identificare qual è il sigillo che ci sembra più attinente rispetto al nostro desiderio. Per esempio esistono sigilli di prosperità, di serenità, sigilli che propiziano incontri, conoscenze nuove, quindi per le persone che magari hanno un po' di difficoltà ad avvicinare delle persone, sono ottimi i sigilli di Venere, ma vi ricordo che comunque ciascuno di noi potrebbe avere degli aspetti deboli per quanto riguarda gli influssi planetari ricevuti al momento della nascita, e quindi l'ideale, ed è lì che danno il loro massimo contributo, è studiare in che aspetto siete più carenti e andare a controbilanciare con il sigillo più adeguato. E in questo modo è un po' come attirare nella propria esistenza delle influenze planetarie che, invece di essere difficili, sfidanti o creare situazioni complicate, si positivizzano. Quindi, in poche parole, è alla stregua degli influssi che riceviamo alla nascita. Una volta consacrato, il sigillo comincia a emanare per la persona le proprie qualità, o le qualità che sono connesse alle intelligenze divine, collegate appunto al sigillo o della sfera planetaria in questione. La differenza fra i sigilli di Mosè, per esempio, e quelli planetari è semplice, ma comunque non di poco. È effettivamente un piano, è un mondo completamente diverso, perché i sigilli planetari spesso sono o si rivolgono, interpellano specifiche intelligenze divine in grado di propiziare o schermare o difendere il possessore del sigillo rispetto a quelle che possono essere gli ambiti di competenza di queste intelligenze. Generalmente un sigillo ne contatta 3, 4, mentre un sigillo, per esempio, di Mosè è rivolto a un'intera schiera angelica, quindi si rivolge a tutto quello che è l'ambito di un livello di coscienza. Potremmo definire per esempio la sfera per esempio dei troni, quindi piuttosto che la propiziazione degli angeli che provengono dal livello di coscienza di Venere. Quindi invece di rivolgersi a poche entità, arriva corredato con tutto un rituale di chiamata,
e ci si può rivolgere quindi a tutto il livello planetario, secondo quelle che sono le specifiche o gli ambiti di azione di quella sfera planetaria. Quindi abbiamo a disposizione non 2, 3, 4 intelligenze, ma tutte le intelligenze collegate a quel piano. Allora, vedo che ci sono molte persone collegate, mi fa veramente tanto piacere. Adesso passo a salutarvi e cominciamo subito dalle prime persone: Fabiana, Alessandra, Nico, Alex, Sally. Alessandra, penso di averti già salutata, sì. Poi ecco, qua c'è un Facebook user. Vi ricordo che se provenite da Facebook, proprio perché la diretta trasmette contemporaneamente da 3 canali: il mio canale YouTube, il canale YouTube del Marietto Veneziano e il gruppo Facebook Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Quindi l'ordine che vedete comparire voi rispetto alla diretta o il canale da cui mi scrivete non è necessariamente l'ordine che vedo io. Vi ricordo che sarò io questa sera, visto che il regista mi ha abbandonato, questa sera aveva altre cose da portare avanti, quindi altri lavori, e non poteva essere con me, quindi selezionerò io, ma selezionerò sulla base di questi requisiti. Per cominciare, che la persona non abbia mai fatto domande prima nel gruppo. È chiaro che questo non significa che non potrete mai rifarle nel tempo, ma che c'è sempre una prelazione rispetto alle persone nuove. Perché? Perché questo è un canale dove ci presentiamo, ci facciamo conoscere, quindi è chiaro che più persone avranno una risposta, più persone avranno modo di valutare anche le nostre qualità e competenze, e quindi di conseguenza di magari decidere di consultarci in privato. Tra l'altro vi ricordo che un consulto con la sottoscritta ha un costo di 20 €, una durata di circa 40 minuti. Vi ricordo infine che stavo cominciando proprio da questo: se provenite da Facebook dovete autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei commenti, altrimenti diventa impossibile capire chi siete, salutarvi e rispondervi. Poi saluto Noemi, saluto Esadora, Alex, Donato, Linda, Simona, Nico l'ho già salutato, e Michele. Benissimo, allora io direi di cominciare. Vi ricordo quali sono i requisiti per ottenere una risposta durante la mia diretta. Dovete mettermi il vostro nome, la vostra data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro. Cosa intendo per formulata in modo chiaro? Le persone che mi conoscono già lo sanno, le persone nuove no, quindi vi spiego subito: è necessario che vi limitiate a una domanda, un argomento mirato, quindi niente cose generalizzate, come andrà l'amore per me nei prossimi mesi. No, è troppo vago. Dovete dire nella domanda se siete single, se siete in coppia, se la persona che state frequentando è nuova, se avete una storia da lungo corso, se la persona che state frequentando però non è quella che vi interessa, se quella che vi interessa non è quella che magari state frequentando, se quella che vi interessa è sposato. Quindi dovete dare delle specifiche. Questo snellisce di molto l'interpretazione e permette a me di magari rispondere a una persona in più durante la diretta. Comunque vi ricordo che dopo 2 o 3 domande vi rimando alla prossima diretta. Cosa significa? Che tutti avranno prima o poi modo di ricevere una risposta, dovete solo perseverare. Va bene? Allora, a proposito di domande e come formularle, il bello della diretta. Non è elegante, mi rendo conto, ma può salvare la vita. Allora, vi dicevo che se formulate Paperino, Minni, ci sono, presente. Allora, se formulate una domanda su un'altra persona, dovrete mettere anche il nome e la data di nascita della persona. Ovviamente il vostro nome e la vostra data di nascita. Bene, non so se sopravvivo rispondo a qualcuno. Allora, bene, forse ce l'ho fatta. Allora, cominciamo con le risposte. Fabiana, vediamo questa.
Fabiana, 20 novembre del 2001, vorrei sapere cosa prova e cosa farà Michele, 15 maggio del 2000. Altra cosa, io ora ho scelto per esempio Fabiana, mi aspetto che Fabiana mi dica che è presente e infatti mi ha scritto eccomi. Mi raccomando, se mettete la domanda e attendete una risposta, siate presenti, perché se poi vi seleziono e non rispondete subito, passo un'altra domanda. Allora, vediamo per Fabiana. Michele, e mi raccomando, se avete già fatto questa domanda, poi nelle prossime, nelle dirette successive, o passate un'altra domanda o direttamente lasciate posto a qualche altra persona. Allora, Fabiana, vediamo Michele nei confronti di Fabiana. Mm. Beh, allora, è comunque un bel taglio. Il taglio ci lascia intendere che ha tutta la volontà di stare lì a capire un po' com'è l'andazzo, cioè a tastare il polso della situazione, sembrerebbe proprio raffigurato così, ma soprattutto essere disponibile e presente. Quindi è una persona che potrebbe, in qualche modo soddisfare dei bisogni o delle necessità. Comunque una persona, beh, il dottore lascia sempre intendere persone di soccorso, comunque disponibili a dare un aiuto. Allora, qua devo mandare un po' più indietro. Allora, quindi o il taglio ci stava indicando che lo è con te, oppure che una parte di lui vorrebbe sistemare le cose o mettere a posto le cose con una donna che ama, con qualcuno o una ragazza, visto l'età 2000-2022, siete ancora molto giovani, quindi allora vediamo comunque con ordine. Sicuramente omaggio di preziosi, viaggio, amore, lettera, riunione, ci lascia intendere una situazione che si era già avviata in qualche modo, e che poi ha ripreso il suo corso. Quindi c'è stato uno sviluppo che si direbbe in 2 tempi, una bella partenza, un'occasione, chissà che non sia stata anche l'occasione di un viaggio, di una gita, una situazione dove probabilmente, vedi la carta del viaggio sancisce l'inizio di un qualcosa, ma, in particolare poi un proseguo che sembra essere molto telefonico o tramite questi mezzi moderni di comunicazione, di chat, messaggi, eccetera. Quindi, direi una partenza in 2 tempi. Ora, nella linea del presente, visto che comunque la domanda riguarda, questo ragazzo, abbiamo detto Michele, okay. Quindi nella linea del presente, che è questa, effettivamente stiamo vedendo una persona che allora allegrezza al cuore, allegria sono carte entrambe di momenti spensierati, di svago, di divertimenti, momenti di piacere e quindi anche la possibilità che, avvengano a stretto giro o comunque che già siano in corso dei momenti di condivisione, convivialità oppure delle uscite, non sembra in particolare, come dire, uscite già o presentazioni nella cerchia delle amicizie, sembra comunque, che sia in corso un corteggiamento. La cosa che però un pochino, mi fa pensare è che sembra che lui non stia frequentando solo te o che stia valutando delle possibilità. Io ora non so che tipo di rapporto avete imbastito, però, vedi che anche la carta dell'allegrezza al cuore comunque fa vedere una persona che balla con 2, quindi c'è in ballo qualcosa di più, non solo tu, ma lui che è comunque nei tuoi riguardi propenso a farsi avanti. Quindi o lui è corteggiato o lui comunque, sta prendendo delle decisioni. Ti posso dire che qualcosa comunque, devi fare attenzione perché nel prossimo periodo ci sono degli sviluppi non proprio positivi. Sembra che qualche situazione vada
cambiare a causa dell'interferenza di una persona. La linea del prossimo periodo viene identificata una nemica e il che ci lascia magari sospettare la presenza di qualcuna che ha delle mire su di lui o che effettivamente ha modo di, intromettersi in o di decidere per lui, di consigliarlo, manipolarlo. C'è un attacco qui da parte di qualcuno e questo potrebbe mettere effettivamente, tutto di nuovo in discussione. Perché ti dico così? Perché comunque vedi che nel taglio avevamo visto dottore, amatrice? La matrice torna anche qui e qui compare come se fosse un'altra persona. Quindi secondo me comunque è possibile che lui, nonostante sia partito, bene con le intenzioni di vedere un po' come andava, potrebbe ancora pensare a una persona che precedente a te. Quindi qui è da capire, perché qua entra in gioco questo e con questo triangolo così, dove abbiamo falsità, amatrice, superbia, devi considerare che è possibile che si faccia avanti questa rivale. O è una persona innamorata di lui o comunque lui ha dei sospesi con questa persona. E infatti l'esito non mi sembra proprio dei migliori, perché quest'inizio, vedi, come se sul più bello o sull'avvio avessimo un grosso disturbo o problema. Qui sembra che poi la situazione possa virare però su un'amicizia, magari qualcosa che viene poi rimandato nel tempo, quindi in questo momento non lo so. Sicuramente è molto intrigato ed è interessato in questo momento ed è partito anche molto in quarta nel corteggiamento. Il problema è che tutto questo coinvolgimento dell'inizio sembra poi andare a perdersi e comunque molto dipenderà dall'intervento di questa persona. Allora, Fabiana ti ho risposto, ora passo a un'altra domanda, vediamo un pochettino. Ah, ecco, avete litigato per un'altra, ma guarda che si intrometterà ancora questa persona qui, eh. Ehm, Vediamo un pochettino di rispondere a questo punto a un'altra domanda. E intanto, ho già credo salutato un sacco di persone, non so, si sono aggiunti degli altri. Michele l'avevo salutato, non lo so. Fabiana, prego. Okay, vediamo un nome nuovo. Questa Linda. Linda, ciao. Okay, qua. La domanda è qui. Ciao Ilde, posso sapere se tra me, 8 maggio 72 e Franco, 8 luglio 68, ci sarà un futuro? Ok, guardiamo per Linda e Franco. Linda e Franco, vediamo un pochino che sviluppi ci sono fra loro. Ok, vediamo un po'. Allora, beh, intanto bella, il quadro che danno è di comunque una serie di incontri pienamente soddisfacenti, che può voler dire tutto, ma soprattutto una complicità che può essere anche fisica. Quindi è sicuramente un buon assortimento, almeno fino ad ora. Vediamo però gli sviluppi. Mh. Eh, allora, Linda, dunque, donna maritata, morte, sacerdote, nemico, gelosia. Chiaramente non so esattamente a chi dei 2 si stia riferendo la linea del passato, perché inquadrano una situazione come dire, di una fine di matrimonio, che potrebbe essere anche proprio un divorzio, ehm, che però, diciamo che è tutt'altro che facile.
Ora io non so se siete tutti e 2 divorziati, separati o che tipo di comune passato condividiate, però c'è uno dei 2 in particolare che, veramente ha avuto problemi. Quindi una persona magari si è separato da una persona che poi lo ha, stalkerizzato, seguito, perseguitato in qualche modo, forse anche, per gelosie, accuse o non conciliazione. Quindi diciamo che uno dei 2 parte veramente con una grande salita. Linda ci sei, vero? Perché io son partita con l'interpretazione, ma ho detto, che chiedevo appunto la presenza. Intanto se qualcuno mi dice se c'è e se qualcuno di voi che ha posto la domanda mi dice che c'è, intanto attendo Linda, è inutile che faccio un monologo se non è presente. Linda ci sei? Mh. Allora, boh, io attendo ancora che Linda mi faccia sapere. Alessandra dice che c'è. Mi raccomando, io vi ricordo sempre che è vero che mettete la domanda, poi non è che mi andate a pascolare in altri, lidi, poi io son qua che parlo da sola e altri che invece ci sono, stanno aspettando per nulla. Linda, qua non ci sei, mi pare di capire, non stai rispondendo. Ah, anche Michele c'è, Sally c'è, Nico c'è, quindi loro aspettano un fantasma, perché Linda ha scritto la domanda e non mi sta rispondendo. Ha solo scritto ciao. Sì, sì, Lucy, grazie. Vabbè, Linda continua a non rispondere, penso che ci sia, come dire, ci sia stato tutto il tempo per dirlo, quindi se non ha risposto finora vuol dire che stavo parlando da sola. Quindi la tua risposta se la stavano sentendo delle altre persone. Bene, direi che non funziona così, non è corretto. Se non riuscite a resistere al pippone della Hilde, non vedo perché poi io devo star lì per voi, cioè, dire io ci sono, però visto che altre persone si inzuppano il mio pippone, preferisco rispondere a qualcuno che regge e che viene premiato. Allora, vediamo un po'. Tra le persone che mi hanno detto: "Ci sono, ci sono, ci sono", vediamo di rispondere a una voce nuova. Mi sembra, Noemi, di non averti mai risposto. Allora, vediamo un po'. Noemi, devo trovare la tua domanda non è facile perché eccolo qua. Okay. Okay, Hilde, vorrei sapere se la mia situazione in famiglia migliorerà. 6 dicembre 2001. Okay, vediamo un pochettino questa situazione di famiglia, vediamo un po' come proseguirà per Noemi. Allora, è un taglio che prevede il come dire, una tranquillità nei toni. Quindi se fino ad oggi le comunicazioni sono state un po' particolari, un po' difficili, sembra dare un risvolto un pelino più positivo, però vediamo che il taglio dà delle indicazioni, ma insomma, vediamo un po'. Allora, Noemi, qui ci sono delle indicazioni un po' particolari, nel senso che possono essere di mezzo esserci di mezzo questioni che possono essere sanzioni, cause legali, difficili accordi, raffreddamenti dei toni, accuse reciproche, a maggior ragione che dietro abbiamo un militare, quindi è una situazione dove o
è difficile trovare un accordo, ma questo pare collegato a una figura maschile. Potrebbe anche essere che questa persona effettivamente nasconda delle cose in famiglia o che abbia avuto relazioni extraconiugali, potrebbe anche essere. Quindi tradimenti o situazioni che comunque ha tenuto nascosto. Quindi diciamo un po', ovviamente in questo momento c'è tutto il desiderio di prendere delle decisioni, ma di riflettere bene. Quindi io adesso non so se effettivamente questo, ecco, accuse su accuse, il compagno di tua madre, quindi si vede, no, è una situazione dove si sta un po' sul chi va là, quindi in attesa di capire. È chiaro che ogni volta che si cerca di calmare i toni si vedono però, la situazione magari inizia calma e poi si agita, si dice tutto e il contrario di tutto e ancora accuse che poi vengono rimangiate, la necessità di chiarire, voci che vengono chiamate in causa. Quindi ho sentito, mi hanno detto, insomma non è un bel momento, è un momento molto confusionario. Allora c'è qualche possibilità comunque nel prossimo periodo, c'è sì la voglia di, come dire, chiarire un po', però la carta del nemico comunque lascia intendere che c'è sospetto e non solo. Generalmente quando compare, spiega che una delle 2 persone spia l'altra, la controlla, la segue o, controlla il cellulare, cioè c'è un atteggiamento proprio, difficile. Ehm, io vedo che qua ci sei anche in causa tu, vedi la giovane fanciulla, denaro, donna di servizio, quindi sembra che ci sia da parte tua anche un impegno di far funzionare le cose, di darti da fare in qualche modo, probabilmente sarà necessario per te seguire un po' di cose, fare tanto, anche che ti venga richiesto tanto. Quindi diciamo che avrai una parte in tutta la vicenda. Però sai, mh, non è facilissimo perché comunque a furia di sospettare, a furia di accusarsi, a furia qua, a furia là, resta quel, come dire, quasi, non dico la tentazione, ma una volta, molti, molti anni fa, avevo letto una maglietta che mi aveva colpito tantissimo, perché all'epoca avevo un fidanzato ipergeloso e tanto che io facessi o non facessi era sempre uguale, quindi e io non facevo niente che non va, però, comunque erano continue discussioni. Sulla maglietta c'era scritto: "Geloso per geloso, tanto vale dargliene una ragione". Quindi mi sa, non so perché, ma vedendo questa linea di conclusione è possibile che qualcosina poi succederà. È come se fosse spinta a farlo questa persona, che potrebbe essere la tua mamma. Quindi magari questa cosa prima o poi potrebbe aprire a dei cambiamenti, ma soprattutto all'introdursi di qualcuno veramente, qualcuno che possa in qualche modo creare una distrazione o un appiglio psicologico, perché io vedo qua una situazione un po' che stancherà tutti, quindi o forse la necessità di andarsene, la decisione difficile da prendere anche di andarsene, quindi c'è, come dire, è ancora tutto nell'aria e tu farai veramente tanto, Noemi. Si vede che ti metterai con tutto l'impegno, ma purtroppo non dipenderà da te. Quindi, magari devi riuscire anche tu a mettere un po' a fuoco questa situazione. Mi dispiace, perché chiaramente tutti desideriamo almeno che la famiglia sia tranquilla, è il nostro rifugio. Va bene, allora rispondiamo adesso, vediamo un altro nome nuovo. Mh. Prego Noemi. Allora, vediamo un pochettino. Ecco qua.
Esadora, buonasera, vorrei sapere se i proprietari di casa risolveranno dei problemi che ci sono in casa. Ah, allora io e loro allora io vi ho detto all'inizio che ho bisogno che le scie energetiche siano, mhmm, come dire, valide. Non è una scia energetica valida. Vedo che mi hai messo una data di nascita, però dimmi proprio il nome, anche i nomi di quelle 2 persone, quantomeno se non sai le date, perché ho visto che hai scritto che non hai le date. Quindi gentilmente riformula la domanda scrivendo questo, mettendo il tuo nome, la tua data di nascita e i loro nomi. Non mi interessa il cognome, ma niente cose puntate, se no, è inutile neanche star lì a girar le carte. Già è difficile, come dire, sintonizzarmi sulla persona in mezzo a tutte le altre che hanno posto la domanda. Quindi, voglio dire, meglio. Grazie, è arrivato il difensore, grazie. Allora, vediamo un po', a questo punto cerchiamo un'altra domanda completa. Ehm, Vediamo un pochettino. Alessandra, okay, quindi la domanda è messa sicuramente prima, eccola qua. Allora, ovviamente la mamma 47, vediamo, volevo sapere se mia mamma capirà un giorno che mia sorella non è la persona buona che pensa. Io, quindi Alessandra, 23 giugno 72, mamma Maria, 20 settembre 47, ha messo la correzione dopo, la sorella Daniela, 13 gennaio 67. Okay, vediamo subito se riuscirà mamma Maria riuscirà a capire qualcosa in futuro. Mi è volata una carta, già i deliranti, confusione, manipolazioni e cose del genere, quindi vediamo però che cosa ci dicono le sibille. Allora, eh, allora, ti farà sospirare, prima di riuscire a capire qualcosa, vediamo un po'. Mhmm, beh, allora qui, chiaramente la prima linea, parla già di come le prime divergenze si siano viste tempo addietro, probabilmente o per vecchie questioni che si sono trascinate, vecchie gelosie, ma anche, magari per quello che può essere stato visto come, un aiuto a qualcuno, un aiuto economico a qualcuno invece che a qualcun altro, c'è qualche fratello o sorella penalizzato rispetto all'altra. Quindi è possibile che questo abbia creato già delle divergenze e delle rivalità in qualche modo. Ehm, Attenzione, la carta del domestico lascia intendere 2 cose principalmente: o che in quel frangente parte dell'antagonismo sia stato anche alimentato da questa persona giovane, questo uomo, oppure che di base queste differenze, possono aver causato come dire, un senso di svalutazione o di inferiorità. A volte il domestico raffigura psicologicamente la persona insicura, quella che non si sente al posto giusto o nelle condizioni giuste. Allora, adesso non è tanto possibile che capisca, perché è ancora, come dire, manipolata e la situazione non sembra, ancora aver presentato l'occasione, ma presto c'è qualcosa che la metterà di fronte a una possibile delusione e un cambio. È possibile che o stia già un po' sottotono la mamma, quindi magari non sta tanto bene, ma in un momento in cui non starà bene, lì avrà modo di vedere delle cose. Quindi se ne accorgerà nel momento che potremmo dire un po' del bisogno, perché è vero che magari la sorella
correrà, mh? Però guarda, qua c'è il denaro, qui la falsità, qui altre situazioni dove mi sembra che comunque questa sorella abbia un certo attaccamento alla materia e che probabilmente, determinate disponibilità di attenzioni e di rapporto con la mamma possano essere anche un attimo commisurate all'interesse, rispetto qualche cosa di materiale. Infatti casa, vedovo, consolante sorpresa nei confronti ovviamente della mamma, perché noi stiamo interrogando dalla prospettiva di mamma Maria, quindi lei cosa vedrà? Probabilmente di fronte a questa situazione avrà dei rimpianti. Io non so se ha lasciato la casa a qualcuno, se ha agevolato qualcuno con l'acquisto di qualche casa, quindi secondo me un pochino comincerà a rivedere, a comprendere delle cose. Nonostante ciò credo che, difficilmente lo ammetterà, okay, anche se cercherà di fare comunque dei correttivi. Quindi secondo me vedi che poi ci sono delle situazioni che, per quello che riguardano le questioni proprio familiari, c'è come dire, l'intenzione di mettere a posto delle cose. Quindi se ha fatto delle disparità, è possibile che cerchi poi di colmare questa cosa. Fondamentalmente penso che arriverà a che anche se lo dovesse capire, perché comunque l'artista ci dà l'idea della conoscenza, quindi, visto che chiediamo se mamma lo capirà, se mamma Maria capirà, allora beh, più della carta della conoscenza, del letterato, quindi di chi ha compreso una cosa, l'ha acquisita, beh, direi che era impossibile che ci dessero una risposta più calzante. Però credo che non lo ammetterà. Non particolarmente, ma capirà che effettivamente non era poi così autentica, Però attenta, perché comunque penso di vedere da queste carte che comunque la sorella abbia un forte ascendente sulla mamma. Qui c'è e qui ci sono fa delle leve sulla mamma, leve che possono essere, sia caratteriali sia, manipolatorie di qualche tipo, okay? Allora benissimo. A questo punto io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato, tra l'altro sono andata oltre la solita mezz'ora per cercare di dare la possibilità a più persone di avere una risposta. Vi ricordo comunque che torno giovedì alle 19 in compagnia del Marietto Veneziano, quindi se non sono riuscita a rispondervi questa sera tornate, giovedì alle 19, se non potete partecipare giovedì alle 19 per via dell'orario, vi ricordo che torno comunque martedì alle 21:15, quindi non rassegnatevi, io ci sono e se volete un consulto professionale contattatemi tramite WhatsApp o, tramite Telegram al 347 8702 622. Il mio numero scorre da tutta la sera in basso. Vi ringrazio tantissimo e, che dirvi? A presto. Dunque dai Michele, ti rispondo la prossima volta. Tu vieni, se vieni giovedì alle 19, altrimenti martedì 21:15. Buona serata.